Buongiorno a tutti, telespettatori e radioascoltatori, sono Alberta Bellussi e da oggi mi occuperò di una rubrica sull'ambiente, il territorio e l'agricoltura, tematiche che ho già trattato anche in alcuni spazi di questa TV con 30 minuti di Bruno Zanette, tematiche a me molto care. In questo primo momento in cui posso trattare queste tematiche sull'ambiente, ho pensato fosse interessante parlare di due argomenti di attualità in questo periodo, due argomenti di attualità legati all'ambiente che riguardano anche la vita quotidiana di tutti noi. Il primo è il decreto 221 che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 gennaio, che è il provvedimento che entrerà in vigore il 2 febbraio prossimo, che sanzionerà tutti coloro che getteranno a terra mozziconi di sigarette e le chewing gum. Le sanzioni che le forze dell'ordine e i vigili potranno dare sono sanzioni che vanno dai 30 ai 300 euro. Devo dire che questa legge mi trova molto favorevole perché le nostre piazze, i cigli delle nostre strade sono piene di questi piccoli rifiuti che disturbano la pulizia, disturbano il nostro ambiente, e se noi pensiamo che per smaltire perché si decomponga un mozzicone di sigarette nel terreno ci vogliono dai 2 ai 3 anni, mentre in mare ci vogliono quasi 5 anni, pensiamo il carico di rifiuti che noi diamo al nostro ambiente solo per una cattiva pratica quotidiana, perché al posto di gettare questi rifiuti in dei cestini c'è la mala abitudine di buttarli per terra, oppure spesso anche quando siamo al mare i bambini si trovano a fare i castelli di sabbia e a fare la scelta di quanti mozziconi trovano nel buchetto che hanno appena fatto. Questa legge prevede anche che i comuni dotino gli spazi pubblici di cestini e di cestini apposta per depositare questi piccoli rifiuti. È stata fatta un'analisi l'anno scorso nel Comune di Roma e nello spazio del centro di Roma, in 1 metro quadrato di territorio sono stati rilevati 20 chewing gum. Questo è una cosa esagerata ed è stato fatto un costo economico di quanto viene a costare la rimozione di questi chewing gum per terra. Verrebbe a costare al Comune di Roma una cosa come 5 milioni di euro. Ci sono stati delle città che sono state avanguardiste in questa battaglia ai mozziconi di sigarette, ed è stato Parigi e anche Vancouver. Vancouver addirittura ha messo dei raccoglitori di questi mozziconi di sigarette che poi riesce a riciclarli facendo degli imballaggi o dei pallet con la cellulosa che riesce a recuperare dai mozziconi di sigarette. Quindi in Italia, come anche nel resto del mondo, se il buon senso viene meno, ossia se chi fuma o chi mangia un chewing gum non riesce a buttarlo in un cestino perché non ha la buona educazione di farlo, vengono in soccorso le norme e le leggi che multano chi non ha queste buone pratiche quotidiane, per cui dal 2 febbraio chi butterà i mozziconi di sigarette per terra e i chewing gum sarà soggetto a una multa che può andare dai 30 ai 300 euro di sanzione. Un'altra tematica molto attuale, che sembrava fosse l'emergenza massima, fosse nel periodo che andava a cavallo di Natale e dell'Epifania, era l'emergenza dell'aria e quindi delle polveri sottili e dei PM10. È stata fatta
una grande disquisizione se i falò avrebbero inficiato ancora di più la qualità dell'aria rispetto a quella che già c'era, però e sembra che con 4 giorni di pioggia l'emergenza non ci sia più. L'altro giorno, sfogliando dei giornali, ho avuto, così sorridendo, ho letto un articolo di Gian Antonio Stella che dice: vi ricordate le polveri sottili? È bastata la pioggia e tutti gli incubi che avevamo sono spariti, puff, sembra non ci sia più nulla. Allora, l'aria, sono bastati 2 giorni di pioggia e non abbiamo più il problema delle polveri sottili, del PM10, oppure i media hanno, in quel periodo là, hanno accentrato l'attenzione su questo. Facendo in questo articolo molto bello che lui ha scritto, analizza il fatto, dice: in realtà noi dovremmo pensare alla qualità dell'aria che respiriamo, ma pensarci seriamente. Pensarci seriamente vuol dire analizzare quali sono gli elementi che vanno a inficiare la qualità dell'aria, e per il 40% l'aria è inquinata da il riscaldamento domestico, il riscaldamento degli edifici pubblici, perché comunque sono edifici sia privati che pubblici che risalgono agli anni 70-80, le cui caldaie, i cui impianti di riscaldamento molto spesso non sono stati aggiornati o non sono stati messi a norma, e questi vanno a inficiare per il 40% la qualità dell'aria e quindi emanano le polveri sottili. In realtà la beffa di tutto ciò è che la politica sono 2-3 anni che ha pensato a questo e nei vari decreti ha messo a disposizione dei privati e anche del pubblico delle risorse a cui attingere. Ci sono 900 milioni di euro in un capitolo che lo Stato ha, di cui 700 a disposizione dei privati e 200 a disposizione del pubblico, per poter contributi per poter sostituire le caldaie e gli impianti di riscaldamento dei nostri edifici, e quindi di conseguenza per migliorare la qualità dell'aria dove viviamo. Queste regole si chiamano regole applicative del conto termico, sono 149 pagine che però, come spesso accade in Italia, sono molto complesse da leggere, da interpretare, e questi fondi a disposizione dei cittadini sono stati usufruiti solamente per il 3%, perché le persone che si inoltrano nelle pratiche per cambiare la propria caldaia o per sistemare l'impianto di riscaldamento si trovano all'interno di una burocrazia così farraginosa e complessa che spesso rinunciano perché non ne vengono a capo, oppure perché devono pagare dei tecnici che facciano queste richieste, e molto spesso si arenano. Quindi in Italia avremo la possibilità, con questo conto termico, di poter sistemare questo aspetto molto importante, perché il 40% delle emissioni di polveri sottili sono una cifra elevata, però molto spesso la burocrazia impedisce tutto questo, ma non solo al privato, ma anche al pubblico, perché il pubblico, per accedere a quei fondi, deve spesso impegnare dei soldi, anticipare dei soldi che con i patti di stabilità, con i vari limiti che la legge impone, non riesce a farlo, per cui ci sono questi soldi che potrebbero essere a disposizione dei cittadini, ma che le norme impediscono di utilizzarli, e questo davvero è un peccato. È un peccato anche perché, se pensiamo che spesso l'Italia è avanguardista nelle scelte politiche, come le rinnovabili, c'è stato un periodo in cui il fotovoltaico, l'eolico
i biogas avevano un grande sviluppo, perché comunque c'è stata l'input di dare questa possibilità. Poi spesso ci si arena nella burocrazia che segue tutto questo, oppure perché cambiano i governi e cambiano anche le disposizioni di legge, per cui magari uno si trova a fare un investimento di un determinato tipo e poi cambia durante tutto l'iter in cui l'ha compiuto. Quindi questo è un vero peccato. Dall'altro lato le polveri sottili per il 40% sono inficiate dal riscaldamento, per l'altro 50% dalla mobilità e quindi dalle auto, dal parco macchine italiano che è notevolmente vecchio. Anche qui potremmo anche da parte nostra avere delle buone pratiche, ossia utilizzare i mezzi pubblici, anche se in realtà spesso, non so se a voi è mai capitato di trovarvi dietro un pullman di linea, quello che esce dal comignolo di certi pullman di linea è davvero di un nero che ti chiedi spesso cosa esce da quei posti. Quindi anche il parco macchine della mobilità pubblica italiana dovrebbe essere rinnovato, anche se un po' alla volta su questo si è investito. Poi l'utilizzo delle piste ciclabili, però anche qui bisogna investire in infrastrutture. Ricordo l'anno scorso per uno scambio studentesco di essere stata a Monaco e i bambini vanno a scuola in bicicletta perché comunque per quanti chilometri ci siano di distanza tra la casa e la scuola, la pista ciclabile è sicura, è servita. In Italia spesso ti trovi a fare un percorso accidentale, per cui non è che puoi utilizzare la pista ciclabile. Però una buona pratica sarebbe utilizzare la bicicletta, utilizzare i vari, adesso si parla di pedibus, di car sharing, sono comunque tutte pratiche ecologiche, pratiche verdi che vengono in aiuto proprio all'aria, all'abbattere le emissioni di polveri sottili e di CO2. Dall'altro lato sarebbe anche da dare degli incentivi perché si cambi quel parco macchine, viaggiano ancora macchine Euro 0, Euro 1 che sono altamente inquinanti. Per un periodo si era cercato di dare degli incentivi per le auto elettriche, adesso si sta iniziando a parlare di biometano, però comunque gli intoppi sono poi legati ai distributori, a dove andare a approvvigionarsi, per cui per andare verso un tipo di idea, verso un tipo di scelte, bisogna che comunque dall'alto ci sia tutto l'apparato che porta verso quelle scelte. Per il momento abbiamo le idee, abbiamo le possibilità, ma molto spesso ci areniamo in tutto quello che è l'apparato burocratico che molto spesso ci rema contro. Se noi pensiamo comunque, se guardiamo dall'esterno la nostra Terra e la pensiamo come un'astronave, noi siamo i passeggeri di questa piccolissima astronave e noi dobbiamo cercare di utilizzarla al meglio perché comunque noi siamo di passaggio e la dovremo lasciare intatta, la dovremo lasciare pulita ai nostri figli che vengono dopo di noi. Vi ringrazio di aver prestato attenzione a questo momento e ci vediamo la prossima settimana con un altro momento dedicato all'ambiente. Grazie e buona giornata a tutti.